presenza. Va bene, non c'è, diciamo. Diciamo che non c'è per i nostri amici, non c'è. E lei cosa fa? Allora si ricorda che un paio d'anni fa più noi facemmo una roba insieme. Se la ricorda? Dipende quale, perché Ne facciamo tante cose insieme con lei. lo so. Lo sa. A cosa si riferisce? Quando in occasione di una festa per una nostra amica, per la nostra amica Caterina, Ah, beh, certo, come no, certo. io ebbi l'onore di suonare insieme a lei, insieme a molti altri grandiosi musicisti e insieme a Gippo Farassino, cantando una storia operaia di Torino. E allora un breve estratto di quella storia operaia di Torino vorrei narrarla brevemente. E allora, signore e signori, attenzione, Domenico Mungo, reading! Ottimo. La fabbrica che ho visitato oggi è morta con la speranza di rimanere viva. La fabbrica che ho visitato oggi sono solo insipide strutture scheletriche che hanno sostenuto acciaio per oltre un secolo. La fabbrica che ho visitato oggi non contiene più nel suo ventre operai ricurvi e svuotati di energie e di sogni. La fabbrica che ho visitato oggi ingabbiava metano, antirugine, liquidi combustibili e d'altro canto spurgava fumi da infinite teorie di ciminiere bianche. La fabbrica che ho visitato oggi è acciaio e terrafusa insieme a sostenere il nulla pneumatico, abbattuti i palazzi di vetro, niente più archivi, niente più schedari, niente più scrivanie, fulminate le lampade al neono, scaraventate sul pavimento gli appendiapiti, strappati i calendari appesi al muro, arrugginite le biciclette legate con le catene nelle aie, tutto spianato, azzerato, sepolto sotto la coltre di polvere sottile che intasa le narici del cuore, ingigantisce l'asfissia degli occhi accecati dalla fame di progresso. E poi c'è un'altra storia interessante. Si chiama Officina Stella Rossa, tenete bene a mente questo nome. L'Officina Stella Rossa, che è stata edificata, non so se avete presente, nel quadrante che va da Piazza Pier della Francesca all'incontro di Stazione Dora fra Corso Vercelli e Via Cigna e poi Corso Novara. Questa era stata ideata come fonderia della Fiat. In realtà era il lager dei dissidenti, il confine in cui venivano trasferiti per ordine del cavalier Valletta gli operai sindacalisti politicamente attivi, diciamo un po' quei rompicoglioni dei comunisti e degli anarchici che non avevano voglia di lavorare, avevano soltanto voglia di protestare. Allora venivano mandati in questo bel lager chiamato Stella Rossa. Ora di Stella Rossa non c'è più nulla. Sono un ammasso di tralicci ispidi e insignificanti, senza soffitti, senza motori, senza rumori e soprattutto senza respiri. Le colonne portanti, come mostruosi alberi preistorici, si stagliano verso il cielo rosso di acciaio fuso e i tralicci arancioni graffiano le nuvole con anoressiche dita rivolte all'insù. Ebbene, questa è la fabbrica che ho visitato oggi. Né uffici, né gabbiotti di guardia, né biciclette appoggiate ai muri sberciati, niente, nessuna memoria per gli indifferenti che passano in auto sulle rotatoie del megacommercio. Solo cattedrali dell'ipercapitalismo e casermoni residenziali, ipermercati, megaparchi, acquatici e ambientali in un piatto panorama metropolitano. Però niente più operai, niente più case di ringhiera, nessun indizio. Non un teatro, non un cinema, non una biblioteca civica, nemmeno un fottuto oratorio, niente, solo dinosauri urbani e industriali in estinzione che lasciano carcasse e fossili dietro di sé. Solo uomini e donne che vengono schiacciati e cancellati in preda a un'irrefrenabile isteria tecnologica collettiva. E allora io mi domando che questo non sia nient'altro che dei poveri esseri senza alcuna più memoria di se stessi. Grazie. Grazie a Domenico Mungo.